insieme in questa puntata abbiamo il piacere di avere ospite Valentino Villanova, illustratore e fumettista e coautore insieme a Fred Dalla Rosa di questo volume, questo libretto in realtà, perché non è particolarmente colposo ma è molto interessante. Grazie. L'Ode al papiro di laurea, edito da Scantabauchi, che mi pare la casa editrice giusta, più visto appropriata. l'argomento del libro. Dico che il libro è particolarmente interessante perché rivaluta un genere artistico che è quello appunto dei papiri di laurea. Devo dire, noi siamo abituati a pensare a un disegno godereccio un po' sopra le righe. In realtà, leggendo questo libro, si scopre che c'è molto altro. E può esserci anche un papiro di laurea, definiamolo di alta gamma. Qua sfioriamo l'arte vera e propria. Oh, grazie. Allora, partiamo però da come si disegna un papiro. Certo. Quali sono le caratteristiche che un papiro deve avere, se ci sono delle parole d'ordine? Allora, il papiro ovviamente sappiamo che nasce dalla goliardia veneta, quindi è nato per prendere in giro il laureato, quindi si dovrebbe calcare molto la mano sugli aspetti, quelli un po' sui difetti della persona. Poi nell'arco del tempo, perché come sappiamo il papiro nasce addirittura a metà del Settecento, quindi è una storia lunghissima e nasce proprio a Padova, ovviamente con tante fasi fino a diventare quello che noi conosciamo con questo spirito goliardico. Non sapevo fosse espressione veneta il papiro. Nasce Poi proprio esattamente a Padova. si è diffuso. Ma... Università di Padova è la sede, è il luogo in cui nasce il papiro. E tra l'altro è diffuso soltanto in Veneto, con poche sporadiche espansioni anche fuori dal Veneto. Lo conoscono, ok, magari all'Università di Bologna, di Ferrara, perché sono quelle più vicine, o quelle di Trieste, ma se già vai a Milano non lo conoscono. Poi per fortuna c'è qualche studente padovano che si è laureato vuoi a Milano, vuoi anche a New York, ne ho fatto uno che è arrivato fino a New York, che allora si laureano in altri paesi e portano questa tradizione, per fortuna. Però tornando a noi, ti stavo dicendo, il papiro nasce per prendere in giro, con l'intento di prendere in giro il nostro fortunato o sfortunato laureato, anche se nell'arco del tempo ha cambiato anche la sua connotazione, anche il papiro. Infatti, se devo prendere in considerazione i miei papiri, come avrai notato, hanno uno stile quasi più fumettistico che non grottesco. Infatti, parlare di caricatura in automatico ritorna alla mente la caricatura grottesca, in cui sono esagerati i nasi, sono esagerate le orecchie. Io, essendo fumettista, essendo arrivato da un altro mondo che è quello dell'illustrazione, soprattutto per ragazzi e per bambini, ho portato il mio stile anche nel papiro e infatti i miei papiri risultano molto più moderati rispetto a quelli che abbiamo in mente tutti quanti. Quanti siete papiristi, se così si può dire, sulla piazza di Padova? Ma siamo più di quello che si pensa, infatti ci sono tanti ragazzi che sono appassionati di disegno e vedo che ne stanno sempre nascendo sempre di nuovi. Ma vorrei dire che di bravi ce ne sono una ventina nel padovano. E può essere un'attività o è sempre, anche in questo, un'attività goliardica? Bah, io consiglio sempre di prenderla come attività goliardica, è un bel divertimento, avere già la possibilità di disegnare in questo modo, quindi per divertirsi, direi che è già una bella cosa. Però ovviamente devi calcolare che deve essere sempre affiancata al lavoro vero e proprio. Io per fortuna faccio il fumettista, illustratore, nei ritagli di tempo posso dedicarmi anche al papiro, che è una cosa che faccio ormai da più di 20 anni, sono molto legato al papiro di laurea e finché ho tempo lo faccio volentierissimo. Eppure nata a Padova, negli anni scorsi ha rischiato di essere una tradizione che si perdeva, tant'è che è nata anche un'associazione che vi ha introdotto il libro. Quando ho deciso Unipapiro si chiama. Unipapiro è un'associazione, infatti ti stavo dicendo, quando ho deciso con Fred di scrivere questo libro, che tra l'altro è l'unico libro sul papiro di laurea che esiste, quando abbiamo deciso... Il secondo, a dire il vero, perché ne abbiamo presentato uno anni fa. In verità è il secondo, perché nel 2009 abbiamo fatto papiro d'autore, o meglio, era una raccolta di papiri di disegni. Qua invece c'è anche una parte... Qui c'è una sostanziosa parte scritta in cui si parla di come nasce il papiro, di come si evolve, come si svolge, come deve essere fatto, e quindi è strutturato non soltanto dal punto di vista grafico, ma anche da quello del contenuto. La tradizione adesso però è salvaguardata.
grazie Sì. anche a questa associazione, cioè il Unipapiro, presidente Cesare Granati, che ha che firmato la prefazione al libro, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Unipapiro. Infatti, quando abbiamo proposto a Cesare Granati, che è appunto il presidente di Unipapiro, questo progetto, è stato molto interessato a parteciparci, per il fatto che qualche anno fa c'è stata un po' di qualche problematica legata a tutti quanti gli scherzi che si fanno dal momento in cui non i era ragazzi... il papiro in quanto tale, ma insomma No, ma a tutto andare quanto. sopra le righe nel momento della festa di laurea. Esattamente, quindi anche gli spazi in cui poteva essere appeso il papiro iniziavano ad essere sempre meno, il comune iniziava un po' a tirare un po' indietro. Ecco che allora è sorta questa associazione, quindi che collega l'università al comune, li mette d'accordo e per fortuna continua, c'è la possibilità di mantenere questa tradizione che è molto importante, venga mantenuta. La satira per definizione è off limit rispetto alla censura. Qua insomma è scontata la cosa. Qua no, qua bisogna, il papiro di laurea si basa anche proprio su tutte quelle cose che non devono essere censurate, quindi molto spesso la presa in giro del laureato è basata anche su calcare la mano sugli aspetti quelli un po' più scabrosi, chiamiamoli così. Infatti l'ultima parte del libro è proprio dedicata al papiro Osé, in cui si può capire un po' cos'è il papiro nella sua vera essenza, anche se ti devo dire che negli ultimi anni si sta perdendo un po' questa tradizione. Iniziano ad essere sempre molto più casti i papiri. Quindi la domanda dopo diventa pleonastica, che volevo dire, un disegnatore di papiro deve essere bravo a disegnare gli organi genitali in primis? Assolutamente, mi sono fatto una cultura, una cultura anatomica che... Sì, assolutamente sì. Ecco, il papiro com'è che viene creato? C'è un incontro fra il disegnatore Questa è una cosa interessante, perché e allora... il laureato? O gli amici, anzi gli amici del allora, laureato? il papiro normalmente viene commissionato dagli amici di corsa, dagli amici della vita del laureato. Ovviamente negli ultimi tempi ti devo dire una cosa interessante, che molto spesso me lo commissionano i genitori. Ma dai, I genitori. ero convinto che invece fossero le prime vittime i genitori. E invece no. Vuoi un po' per il fatto che, come avrai notato, i giovani tendono sempre più a incontrarsi un po' meno. Si incontrano molto più sui social, su WhatsApp, ma fisicamente hanno sempre, dicono, meno tempo per trovarsi, e questo mette un po' in agitazione i genitori, che sono loro alla fine che alzano la cornetta e Valentino, mi fai un papiro per mio figlio? E sai, quando è il genitore a chiederti, ovviamente il papiro assume una dimensione un po' diversa da quella puramente goliardica, però li indirizziamo sempre molto bene e alla fine i risultati sono buoni, ne vedrai veramente tanti qui dentro che sono curiosi. Ecco, e allora c'è questo primo incontro. Primo incontro in cui gli amici o i genitori o i fidanzati ti raccontano un po' della persona, si inizia sempre con uno schizzo, infatti è molto interessante, se posso farti vedere, c'è una parte in cui si passa dallo schizzo, che è quello che io sottopongo al committente, si riesce a vedere? Sì, sì. Ecco, allora in questa pagina di destra si vede appunto lo schizzo, in cui si raccolgono tutti quanti i dettagli che mi vengono richiesti, fino al risultato finale, che a differenza di una volta è un passaggio molto più complesso, nel senso che una volta si disegnava direttamente su carta, adesso faccio una base a china su carta, ma poi c'è tutta quanta una lavorazione successiva, tutta il Photoshop, in cui si dà la tridimensionalità, ombreggiature, si inseriscono dettagli, quindi è un lavoro molto più complesso di quello che era una volta. Noi stiamo chiacchierando già da una decina di minuti. Il tentativo era anche di disegnare qualcosa, ma evidentemente disegnare e parlare non è facile. Però me la cavo anche abbastanza bene anche su questo, quindi fammi qualche domanda, che io intanto penso a cosa disegnare. Perché voglio ancora un paio di domande, perché poi dobbiamo andare in sigla, ma la domanda era questa. In un papiro c'è una media di disegni che devono esserci? Voglio dire, io ho in testa dei papiri in cui c'è generalmente un disegno principale. Sono le vignette attorno al papiro. Molto spesso succede che appunto oltre alla caricatura centrale che raccoglie un po' tutte quante le caratteristiche del laureato, qualche evento della vita del laureato venga sottolineato da una vignetta dedicata
Quindi sì, ultimamente devo dire che oltre alle vignette vengono inserite molto spesso anche delle fotografie del laureato, quindi è sempre un mix tra testo, disegno centrale che è la caricatura principale e appunto le vignette piuttosto che le fotografie. La parte testuale è in carico a chi? La parte testuale normalmente viene fatta, come ti dicevo prima, dagli amici, dai parenti, da tutte quelle persone che conoscono bene la persona. Ai parenti non ci credo, cioè che i genitori scrivano cose osè rispetto ai figli. Infatti la parte dei genitori la riconosci subito perché è quella sempre più casta, mentre quella degli amici vedi che vanno sempre molto più con la mano pesante. Però succede che delle volte mi chiedano anche, magari perché non si ha il tempo, di dedicarmi anche alla parte della scrittura. Ecco che allora interviene l'amico Fred, che lui ha molta più dimestichezza con le parole e con il scritto, e riesce a mettere in rima quello che mi raccontano. Per concludere, la copertina del libro è a colori, ma Sì. i papiri? I papiri, allora, normalmente il 90% viene fatto in bianco e nero, però ultimamente inizia ad esserci la moda del papiro a colori e con risultati molto buoni, nel senso che diventa quasi un vero e proprio manifesto, un poster. Allora, chi ha occasione di frequentare le sedi universitarie padovane le vedrà generalmente e in periodi particolari, soprattutto in periodi di laurea, insomma, ricche di papiri. Per chi vuole guardarli con un'attenzione diversa, un po' più consapevole, questo è il libro giusto, Lode al papiro di laurea, scritto a 4 mani da Valentino Villanova, illustratore e fumettista che abbiamo avuto il piacere di avere qua, insieme a Fred Dalla Rosa, che avremo invece il piacere di avere in una prossima puntata. Vediamo se Ma è venuto allora fuori ti faccio qualcosa. vedere cosa è successo? Sì, proviamo. Allora, conoscerai benissimo i personaggi della Marvel, conoscerai Thor, Sì. ma io ho pensato alla versione Stellutor, Dai. che anziché avere il martello di Thor ha il microfono di Stellutor. Grazie a Valentino Villanova. Grazie a voi, grazie per grazie la Fabrizio. simpatia. Incredibile la capacità. Grazie a voi, a domani, alla prossima.